Quali sono le caratteristiche della nuova infrastruttura dati? Innanzitutto, qui non l'ho scritto, ma è totalmente open source. Ogni componente è autonomo rispetto agli altri. Autonomo significa che se dobbiamo andare a sostituire una parte di questa infrastruttura non siamo legati a quello che potrà succedere agli altri componenti, ma l'evoluzione è del singolo componente, aggiornamenti, manutenzioni. L'infrastruttura rimarrà solida in piedi, diciamo così, e si potranno fare tutte le evoluzioni del caso. Le applicazioni base che qui ho indicato sono tre principalmente: il catalogo dei metadati, i vari WebGIS e i vari geoportali. Adesso vi spiego cosa intendo con queste terminologie. Ho raggruppato in questa immagine, che spero si veda, 4 classi di macroservizi. I servizi di fruizione e analisi, abbiamo il servizio di discovery classico, ricerca di base, la ricerca evoluta, la consultazione di mappe, il famoso geocoding tramite OpenStreetMap, un download statico e un download dinamico, un geoprocessing, un tool di conversione di coordinate attraverso i grigliati IgM, la gestione delle informazioni, sia lato back-end che lato front-end, quindi un web editing del dato, una governance che poi vi spiegherò del dato, e tutta un'infrastruttura che mette insieme queste varie parti. Molto importante l'interscambio tra altri geoportali, altre infrastrutture di Regione Veneto, intesa come regione complessiva, quindi ARPAV, Veneto Agricoltura, come vi dicevo prima, e soprattutto la parte di governance. Questo è molto importante perché qui all'interno abbiamo inserito degli strumenti di monitoraggio e monitoring dei dati, in quanto ovviamente l'amministratore pubblico ci chiede spesso un report, accessi, numero di dati, quanti utenti, e questo per noi è molto importante perché l'attuale infrastruttura è purtroppo carente su questa parte qua. La parte fondamentale di un'infrastruttura dati non è né l'hardware né il software che la costituisce, ma sono i dati. Attualmente abbiamo un ciclo di vita del dato che è, diciamo, un po', passatemi il termine, casalingo. Con la nuova IDT2 andremo a gestire in maniera più coordinata e precisa tutto il ciclo appunto di vita del dato, dall'acquisizione fino alla verifica del metadato e del dato, fino alla pubblicazione sia dei dati che servizi OGC compliant. Questo avviene anche adesso, non è che attualmente non avvenga, però con la nuova infrastruttura abbiamo definito dei canoni, dei cicli ben precisi che direttamente chi produce il dato conferisce all'infrastruttura i loro dataset, le loro informazioni in maniera autonoma. L'amministratore controlla solamente che il dato sia corretto dal punto di vista geometrico, dal punto di vista semantico, e controlla che vengano fatti degli aggiornamenti periodici, ovviamente se c'è la necessità di farli. Parlavo prima della differenza tra geoportale e WebGIS. Il geoportale noi l'abbiamo definito come un CMS che contiene le informazioni tematiche, sia cartografiche che non, e che andrà a pubblicare i dati messi a disposizione dalle diverse strutture regionali e dalle altre PA, poi vi mostrerò delle slide. Mentre la parte WebGIS integra il geoportale fornendo anche delle funzionalità di client GIS a livello desktop. Ovviamente sono utilizzabili a prescindere dal geoportale e sono nate dalle esigenze delle varie strutture. Spesso alcune strutture regionali non hanno bisogno di avere un client GIS sulla propria macchina, ma necessitano soltanto di alcune funzioni specifiche per aggiornare i dati, oppure hanno bisogno di aggiornarli anche fuori dall'ufficio, perché magari hanno delle necessità proprio dirette in campo per igieni civili o altro. Quindi abbiamo strutturato queste componenti che sono adattabili ovviamente alle varie tecnologie, appunto per soddisfare i colleghi delle altre strutture. Vado veloce. L'infrastruttura è composta da 3 tipi di servizi: l'application layer, il service layer e il data layer. Application layer è la parte del server per quanto riguarda i metadati. Mi soffermo un attimo qui, visto che in sala abbiamo anche Agid che ci segue. Abbiamo scelto Geoportal Server dopo abbiamo analizzato anche altri software. Il motivo che ci ha spinto a scegliere questo prodotto è innanzitutto che l'ha scelto Agid.
e quindi per modifiche, aggiornamenti anche dal punto di vista delle specifiche o altro, credo che la collaborazione sia una cosa necessaria. E dopo perché abbiamo notato che è molto più customizzabile rispetto ad altri software, e quindi noi abbiamo il motore dietro di Geoportal Server e abbiamo customizzato completamente tutta l'interfaccia utente sia esterna che interna. Da notare che abbiamo predisposto un'interfaccia oltre che per la gestione interna dei metadati, quindi le strutture regionali creano il metadato anche per gli utenti esterni, professionisti o altre, liberi cittadini, qualsiasi persona, insomma università o altro, interfaccia che permette di realizzare il metadato, esportarli XML, caricarlo in XML già fatto, perché abbiamo visto che spesso le pubbliche amministrazioni, altre, gli studenti universitari, i professionisti hanno bisogno di uno strumento semplice e immediato per creare il metadato, non per gestirlo, ma anche solo per crearlo e consegnare il dato a regione. Ecco, io qua vado via veloce, ho fatto alcuni screensaver, purtroppo non siamo in collaudo ancora, quindi non ve lo posso mostrare online, però questa sarà la web page. In alto avremo dei pulsanti di facile individuazione, l'home page, i sondaggi, download. In basso pulsantoni giganti, ok? Perché l'utente vuole subito capire quello che vede, trovare subito le cose di proprio interesse. Visualizzatori, ok. Catalogo dei metadati, ok. Download, uno capisce subito cosa serve quel pulsante. Trasformazione di coordinate, altra esigenza venuta dai professionisti e dal mondo, diciamo, della pubblica amministrazione, che però non sa che abbiamo un software specifico, insomma è un discorso un po' complesso. Pulsantone, inserimento di shapefile, inserimento di altre tipologie di dati, conversione immediata, download del dato convertito, ovviamente tramite grigliati IGN. Newsletter, canali tematici, categorie ISO, i più ricercati, pagina dei visualizzatori geografici. Ogni struttura regionale o chi ce lo chiederà avrà la propria, ovviamente senza scendere troppo in dettaglio, avrà la propria pagina, il proprio visualizzatore. Abbiamo già realizzato quello dell'aerofototeca, abbiamo già realizzato quello del settore primario, i nostri colleghi nel progetto, ne stiamo realizzando altri, abbiamo in mente già difesa suolo, protezione civile, portali specifici con contenuti specifici, ovviamente con la descrizione. Ecco qua, questo è un esempio della fototeca, inquadramento dei fotogrammi, scelta del fotogramma per comune, per provincia, per anno, download di tutti i fotogrammi di Regione Veneto ovviamente e visualizzazione di quelli che purtroppo non abbiamo il permesso di fare il download. Catalogo, a ogni geoportale c'è il proprio catalogo, ricerca per tema, ricerca per, in questo caso è la fototeca, quindi per anno, per volo, per ditta. Come sono messo? 2 minuti, perfetto, ho finito. Qui passiamo invece al WebGIS vero e proprio. Anche qui abbiamo un'interfaccia semplice, io la chiamo Google-like perché ormai c'è Google che ci sovrasta, però è un'interfaccia che abbiamo pensato insieme a molti colleghi della regione. Qui abbiamo delle finestre, dei pop-up che si possono spostare, il catalogo sempre, in questo caso alla nostra destra, alla mia destra scusate, con tutti i temi che abbiamo inserito all'interno di GeoServer, temi che possono essere cambiati a seconda della tipologia, inserimento dei tematismi, modifica online dei dati con utente e password ovviamente, anche in questo caso ricerca per nome, per tipologia, download statico e download dinamico a seconda del tematismo. Passiamo ai metadati, ricerca del metadato, ovviamente dopo aver ricercato il metadato si può fare il download del dato, si può fare il download del metadato, si può visualizzare il dato ovviamente. Ecco, vado alle conclusioni. Purtroppo mi dispiace di non farvi vedere ancora nulla, ma sarà per Asita dell'anno prossimo, speriamo. Questa nuova EDT, qua leggo perché con questa nuova EDT di seconda generazione si potrà concretizzare l'esigenza manifestata dalle altre strutture regionali, esigenza che continua a venire richiesta, di poter avere uno strumento per visualizzare, modificare i dati in modo da rispondere alle esigenze sia della struttura in primis ma anche dei cittadini che hanno bisogno ad esempio di capire dove c'è un rischio idrogeologico, la protezione civile in caso di emergenza, la qualità dei dati ambientali
parlo dell'aria ma dell'acqua, in questo periodo nella pianura padana abbiamo l'emergenza del PM10, portale ad hoc. Si stanno realizzando dei portali ad uso specifico che rispondono in maniera semplice e rapida, anche con forme di presentazione personalizzata, alle esigenze, slegate ovviamente dalla piattaforma informatica di utilizzo. Open source è pronta per febbraio-marzo dell'anno prossimo. Grazie.